Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine des camps à cuits sur notre page Facebook France Bleu RCFM. Et cette semaine, nous sommes à Porto Vecchio. Nous allons découvrir donc la cité du sel. Notre première rencontre avec un boulanger-pâtissier, une famille de boulangers-pâtissiers depuis 1946. À sa tête aujourd'hui, Paul Malarogne, qu'on retrouve tout de suite donc dans l'une de ses boulangeries. France Bleu, RCFM. Siamo in riunione di Strada d'Arca, un rond-point di Strada d'Arca e all'uscita sud di Portiecchio. E voilà, qui siamo a panetteria a Piuminori, voilà, di una zona che si trova all'esterno nord di Porto Vecchio. E dunque qui a Piuminori è stata fatta 4 anni fa. L'ha giovata pensando ai miei anziani, mia nonna, mia misiao, e ha giovato tutti i decori da boulangerie degli anni 40 e 50. Dunque i miei anziani sono giunti qui e dunque sono stati presi per una cucina in Marsiglia, al quartiere do Panier, per imparare il mestiere di panettieri, e sono rivoltati qui in Portiecchio negli anni 40 per fare la prima panetteria, pasticceria di Porto Vecchio. Ancora o Memisiao, o Sovratello in centro, o Memisiao a Pol. E è arrivata la prima panetteria in centro città, a Carrefour Valley, dove c'era farmacia. E voilà, i primi pizzi, i primi yacci, i primi choux à crème, la prima baguette in Portiecchio, non c'era mica baguette. E voilà, dopo a seguito l'ha preso mio babbo e mia mamma negli anni 70-80 e dopo ho preso io di nuovo nel 97, quando mio babbo ha preso la sua ritirata, mia mamma malorosamente è partita quest'anno là, e dunque ho preso a seguito fino a 2000, sono stato in su in cuore della città di Portiecchio e dopo ho fatto la scelta di farla vicino a Garage Renault, au centre commercial, je dirais, voilà, à côté des centres commerciaux. Et donc on travaille de plus en plus, et voilà, et donc nous sommes contents. Et demain, c'est un homme d'église qui sera avec nous. Nous allons partir à la rencontre du Père Constant, prêtre de Porto Vecchio, qui sera donc avec nous demain dans E Camp a Cuit à Domane et à Ringraziabi a tutti. France Bleu, RCFM.